Sindaco, quello di oggi può essere definito a tutti gli effetti un accordo storico per la comunità di Tor Viscosa, perché così si restituisce, come è stato detto in conferenza stampa, un territorio alla comunità locale. Beh, sicuramente è un evento per la comunità, ma un evento per chi crede nel rilancio industriale e nel risanamento del sito di Tor Viscosa, sito storico, e meritava il raggiungimento di questo obiettivo. Questo è il frutto di un lavoro di squadra molto importante che ci ha visti impegnati fin dall'inizio del commissariamento della Caffaro e ha portato a questo risultato, soprattutto devo dire grazie all'impegno della Presidente Serracchiani, che fin dal suo insediamento a governatore del Friuli Venezia Giulia, una settimana dopo ha portato un ministro dell'ambiente, il ministro Orlando a quel tempo, e successivamente si è sempre interessata fattivamente sull'esito positivo e ha messo tutte le sue forze. Noi peraltro abbiamo lavorato in estrema sintonia con il Ministero dell'Ambiente, con gli uffici regionali, con l'ARPA regionale e con il commissario Cappelletto. Commissario, a questo punto, firmato l'accordo, ci sono i soldi, bisognerà incominciare a mettersi al lavoro per restituire questa zona alla popolazione locale. Ci sono dei momenti di svolta, questo momento è la conseguenza di un'attività tenace, consapevole e lungimirante del Ministero, ma se posso dire anche in particolare della Regione, e che è sempre stata poi assecondata dall'attività dell'ufficio commissariale. Un risultato molto importante che consentirà, a mio parere, il decollo effettivo, il futuro reale di questo sito industriale, riportato a una situazione ambientale di correttezza e di fungibilità da parte della collettività. È un risultato molto importante, non solo penso a livello locale, ma proprio a livello nazionale, che premia la tenacia, la legalità e la trasparenza con la quale tutti i soggetti si sono mossi, si sono tenacemente mossi per questo risultato che è stato ottenuto. È un momento importante, io credo, per le persone, per i lavoratori e anche per le istituzioni.